Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, martedì 31 ottobre. Ne abbiamo dato notizia ieri attraverso il comunicato stampa diramato dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Venezia, che ha avuto la necessità di trovare una soluzione a una richiesta di soccorso giunta alla stessa da una nave in rada a paratoie del Mose sollevate, e lo ha sottolineato il consigliere regionale Dolfin di quanto importante sia per la sicurezza degli uomini in mare la realizzazione delle conche di navigazione del porto rifugio nelle aree interessate dal sistema Mose nelle tre bocche di porto, una struttura che sarebbe dovuta, teoricamente parlando, in un mondo perfetto, essere realizzata prima che il sistema Mose cominciasse a funzionare, ma con tutte le vicissitudini anche economiche che si sono susseguite sono ancora lontane dall'essere portate a termine. Come ha sottolineato il consigliere Dolfin, l'intervento di soccorso per portare a buon fine il quale è intervenuta la Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Porto Levante e un elicottero drago dei Vigili del Fuoco ha avuto un esito rapido e positivo grazie anche alle ottime condizioni meteomarine. Per oggi si preannuncia una perturbazione di tutto rispetto con forti venti di scirocco e forse un intervento dall'elicottero non sarebbe stato possibile. Ieri sera, con il maltempo preannunciato, i pescatori sono tornati tutti alle loro case, ormeggiando i loro motopescherecci al sicuro nelle acque più calme della laguna. Il Mose è poi stato sollevato, o sei dentro o sei fuori, e se sei fuori e il tempo cambia in peggio, l'unico rifugio è tra le due dighe, in attesa che le barriere tornino ad abbassarsi per poter rientrare. Da qualche tempo, quando si sollevano le paratoie, qui ci sono sempre i rimorchiatori, in numero di 2 o di 4, pronti a intervenire nel caso in cui ci sia qualche emergenza per la quale il loro intervento possa fare la differenza. Il porto rifugio, annessi e connessi in questo periodo in cui l'attività del Mose si rivela sempre più frequente e sempre più necessaria, devono essere realizzati al più presto. Ricordiamo che a breve il sistema sarà attivato con una previsione di marea più bassa e l'isolamento mare-laguna sarà sempre più frequente, soprattutto nel periodo in cui ci stiamo addentrando, noto per essere il momento delle acque alte. Le maestranze e i fondi ora dovrebbero essere concentrate su quelle infrastrutture per portarle a termine nel più breve tempo possibile. Pasticceria Bertotto in Calle Ponte Scarpa a Chioggia, le migliori brioche per la vostra colazione, le deliziose paste per i vostri momenti golosi e le magiche torte per i vostri giorni più importanti. Pasticceria Bertotto in Calle Ponte Scarpa a Chioggia, 041 400 902. L'assessore al bilancio e alla programmazione della Regione del Veneto, Francesco Calzavara, non può che plaudere all'aggiudicazione della Via del Mare alla società ATI, realizzatrice tra l'altro della Pedemontana Veneta. Da 20 anni si sta cercando di creare le condizioni per poter realizzare una nuova strada di collegamento tra autostrada e Jesolo, in modo da sostenere lo sviluppo della costa che unisce Jesolo e Cavallino Treporti, ha affermato l'assessore, ribadendo che la nuova infrastruttura ha come obiettivo quello di snellire le lunghe code dei fine settimana. In seguito e in breve si intende arrivare poi fino a Cavallino Treporti, ha concluso l'assessore. Ben venga lo sviluppo stradale in vista di un ulteriore sviluppo socio-economico, meritato a quanto pare per alcune località turistiche delle coste del Veneto orientale, ma non altrettanto semplice da realizzare per altre località turistiche della costa sud del Veneto. Le stesse problematiche che vive la costa orientale, lunghe code e traffico sostenuto durante la stagione estiva, lo vive anche la costa a sud, e le problematiche sono certamente ben diverse tra realizzare un tratto di 19 km di strada tra l'uscita autostradale Jesolo e un fantomatico allargamento della Romea. Non da molto a riguardo si è tenuto un incontro in cui si è parlato di come mettere in sicurezza la statale 309, ma intanto che per la Romea si parla, per la Via del Mare si realizza. Anche i cittadini di quest'area, che vivono tutte le problematiche della statale quotidianamente, non solo nei fine settimana estivi, vorrebbero si cominciasse a parlare con maggior concretezza. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e
del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. La prossima domenica, il 5 novembre, i gondolieri SUB faranno un importante intervento in immersione per il recupero dei rifiuti sommersi nei canali di Venezia. I fondali dei RI che saranno interessati dall'intervento di pulizia saranno Rio di Santa Caterina, Rio Cadolce, Rio Santa Sofia Priuli. Qui si immergeranno i volontari dell'Associazione Gondolieri Sommozzatori dalle 8 alle 14 e qui sarà regolato il traffico acqueo con un'ordinanza che prevede la sospensione della circolazione nei tratti interessati dall'attività dei sommozzatori, in modo che questi si possano immergere in tutta sicurezza. I RI dovranno essere occupati uno alla volta in modo che rimanga possibile lo scorrimento del traffico acqueo lungo i percorsi alternativi nella zona. L'associazione conta 12 sommozzatori che hanno agito in 20 aree di intervento, effettuando a questo scopo 185 ore di immersione e raccogliendo 14.500 kg di rifiuti dai fondali. La missione dell'associazione è immergersi nei fondali dei RI veneziani per curare il fondale su cui la città si posa. La cura e il rispetto dell'ambiente e l'amore per Venezia sono le priorità dell'associazione e lo scopo del progetto è ripristinare il naturale equilibrio ambientale rimuovendo dai canali soprattutto scarti ingombranti depositati sui fondali e gli pneumatici solitamente utilizzati lungo le banchine dei porti per attutire gli urti delle imbarcazioni. Non solo, in acqua si può trovare qualsiasi tipo di scarto, oltre alle solite bottiglie o confezioni di plastica, anche oggetti insoliti come antenne o addirittura sanitari. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari, Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940. La sanità mentale dei veneti, anche dei più giovani, dopo il Covid, insomma un'attenzione particolare, un appello direttamente ai ragazzi. Guardi, parliamo di sportello inoltre, no? 800 33 43 43, questo è il numero verde, si può chiamare, c'è l'anonimato. Abbiamo avuto 15.000 utenze, 1.066 persone prese in carico, esiste dal 2012, per dire cosa? Per dire che se un giovane si sente in difficoltà, ma anche un adulto, e il tema della salute mentale, la depressione, istinti suicidari o altro, faccia questo numero, lì avrà la riservatezza, avrà dei professionisti e poi diciamo, come si può dire? Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha presentato il servizio Inoltre, un punto di ascolto gratuito per supportare le persone che stanno attraversando crisi profonde, attivo 24 ore su 24. Questo servizio è stato avviato nel 2012 per prevenire i suicidi tra gli imprenditori durante una grave crisi economica, ma nel tempo si è esteso per affrontare le esigenze di diverse fasce della popolazione, comprese le famiglie colpite dal fallimento di alcune banche venete nel 2016 e i cittadini angosciati dalla pandemia da Covid-19. Inoltre il servizio fornisce supporto ad adulti e adolescenti che cercano risposte per affrontare le sfide della vita. Il presidente Zaia ha invitato apertamente i giovani a utilizzare il numero verde per la prevenzione del suicidio, sottolineando che 10 psicologi sono disponibili 7 giorni su 7 per ascoltarli, aiutarli e far loro capire che dopo i momenti difficili arriva sempre la serenità. Questo servizio ha adattato le sue attività nel corso degli anni per affrontare diverse emergenze sociali, contribuendo a creare un welfare di comunità. Il presidente Zaia ha evidenziato che inoltre ha assistito circa 15.000 persone e ha fornito percorsi dedicati a 1.066 utenti nel corso del tempo. L'assessore alla sanità Manuela Lanzarin ha sottolineato l'importanza di mettere in rete i servizi e garantire una presa in carico immediata per le persone in difficoltà, compresi gli adolescenti, le donne vittime di violenza e i cittadini in crisi. Si prevede anche l'avvio di una campagna di informazione per promuovere il servizio e la salute mentale.
Al Befed potete gustare il delizioso panino burger con galletto da 150 grammi, accompagnato da fresca rucola, gustosa e saporita cipolla, crispy e formaggio con salsa peppers smoke. Il tutto a soli €13 fino al 3 ottobre. Befed ti aspetta con prodotti di alta qualità e con altre fantastiche promozioni. Befed, al Parco Commerciale Clodì sulla strada statale Romea, località Brondolo di Chioggia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 31 ottobre, è la San Marco in via Marco Polo Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e il canale WhatsApp Azzurra Network News, dove vi raccomando di attivare le notifiche. Ciao a tutti! Alla Cartoleria Pegaso di Chioggia trovi tutto per la scuola e la cancelleria più sfiziosa e personale disponibile per fare il tuo speed e fornirti assistenza per i tuoi biglietti d'auguri personalizzati e i biglietti da visita e i menù e tanto altro. Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia. Ci trovi su WhatsApp al 328 635 7832.